sponsor. Me ne vado da questa parte. Caro Canonico, cara Manuela. Ascoltiamo qualche saluto che ci arriva da Facebook. Certo, ce ne sono tantissimi, ne ho scelti 3. Allora, bravi, belli, vi seguo ogni sera da Palermo. Mi chiamo Martina. Aspetta, Martina Palermitana, bravi o belli? È importante. Tutte e due cose, dai, ci sta. Quindi vi mando un caloroso abbraccio. Scusa un attimo però, cioè mi inquadrate un attimino Faraci? Puoi andare un attimino stretto su Faraci? Cioè, come si fa a dire bravi e belli quando poi c'è Faraci, ragazzi? Come si fa? Martina, io ti ringrazio per la fiducia, la prima volta che sarò a Palermo ti offrirò un gelato. Anch'io. Pensavo un'arancina. Sì. No, noi a Catania mangiamo gli arancini e non le arancine, ma di questo ne parleremo tra un po', abbiamo l'ospite giusto. Già. Ancora. Ciao amici di Telesicurissimi, vi sto guardando, siete troppo forti. Carmelo da Catania. Ciao Carmelo, ti abbracciamo, vienici a trovare qua in studio. E per restare in tema di Faraci, potreste dire a Faraci che è il mio comico preferito? Anna Maria Valentini. Maria Valentini. Hai capito? Anna Maria 339 46 58 445 7780, questo è il mio numero. Ma non è vero, hai inventato. Vabbè, Anna Maria, mandaci una foto, perché se ne vale la pena poi ti faccio uscire con Canonico una sera ancora. Beh, tantissimi messaggi, Ruggero. Ricordiamo insomma ai nostri amici di stare in contatto con noi al numero 392 5354 800. Noi risponderemo a tutti. In molti chiamano anche, però non risponde. Risponde Faraci, in quel caso risponde Faraci. Grazie Manu. E allora ora ci facciamo 4 risate, giusto? Li vedo pronti da quella parte, e da quando li abbiamo scoperti, soprattutto lei, non ce li siamo più fatti scappare. È il momento della brava Mariangela Turi e del bello Andrea Senza Radio. Eccoli! Grazie. Buonasera a tutti cari telespettatori di Telesicurissimi. Eccoci qua mercoledì sera qui con Andrea. E questa sera, caro Andrea, cosa facciamo scoprire al pubblico? Uno sketch che facevamo quella durante la prima edizione del Festival di Cabarettiamo che si tiene a Piazza Armerina, che è uno sketch anche, diciamo, rivelatore. Che è molto utile a te, dai, diciamolo pure. Sì, è molto consigli utile. su come approcciare l'altro sesso, no? È vero. Ci sono dei locali in tutta Italia, anche in Sicilia, dove si va a fare degli incontri al buio, no? Si usano poi anche questi aggeggini, cioè per dire, se suona il campanello, stop, non mi piaci, vai a cagare. Se invece non suona, la conversazione può continuare. Quindi, vai a cacare. Grazie Mariangela, grazie. Può succedere quindi una situazione tipo questo. Salve. Ciao. Ciao, io mi chiamo Deborah. Ora io Francesco. Ciao, e per me è la prima volta, quindi sai, sono molto emozionata. Anch'io, questi incontri, io non so mai di cosa parlare. Ascolta, ti piace la musica? La musica, sì, c'è stato il Festival di Sanremo, ma sì. Dai, ti piace la canzone che accennava poco fa Luigi Faraci di Trottolino amoroso? E du da da da. Sì. Allora facciamo così, io sono la tua mietta e chiamami miettona. E allora io sono il tuo Minghi, chiamami il tuo Minchi. Può succedere questo anche quando si hanno quindi delle cose in comune come la musica, ma attenzione perché poi durante questi incontri la regionalità può dare ancora altri tipi di problemi. Problemi come ad esempio questo. Ciao! Ciao! Io mi chiamo Rosalia! Rosalia Spatola! E sono siciliana, vengo da Palermo! Io Pinto sono! Pinto Formaggio! Dalla Sardegna venendo sto! Formaggio fa di cognome, mi faceste bene l'appetito! Ma sai, a me mi piace assai la pasta coi sardi! La pasta con le sarde? E io sardo sono! Mi piace la pasta con le siciliane! Incomprensioni legate anche alla regionalità, ma soprattutto incomprensioni che si creano al primo acchitto legate anche al cognome. Ciao! Ciao! Io mi chiamo Dina Lampa! Ah, che nome illuminante! Brava, bene, mi piace! Ecco, lo sapevo che tu mi prendi in giro! Tu devi sapere che a scuola tutti mi prendevano in giro perché mi dicevano lampadina! Ma a scuola, ma che vuoi? I bambini prendono in giro. Pensa quando chiamavano l'appello, facevano il mio nome, ridevano tutti. Perché? Tu come ti chiami? Thomas Turbato.
problema non è solo legato al cognome, può essere legato anche all'hobby, alla professione. Ciao! Io mi chiamo Marina e sono la ballerina più carina di piazza Alberina! E io sono Saro, un pecoraro più brutto da Catanzaro. E concludiamo con degli aspetti che si possono venire a creare quando si parla sesso. Ciao. Io sono Franca, la tigre di Barra Franca. E io sono Carmelo del Randazzo. A me di tutte queste animali non è che me ne fottono cazzo. Forse non l'hai capito. Tu mi devi fare sentire femmina. Hai capito? Mi devi fare sentire femmina. Femmina! Così, davanti a tutti. Sì, ora fammi sentire femmina. Sì. Femmina, tu si ama la femmina. Il cocchietta così. Ma scusa, ma siediti per favore. Ma si fa così con una doccia, ti dice fammi sentire te. E io l'ho fatta Ma sentire. non si fa così, si fa. S'avesse fatta una trocchilla che ha fatta a me. Ma che bravi! I nostri due straordinari amici che però, scusate ragazzi, non siete tanto di parola voi. No. Perché? Adesso parliamo di Cabarettiamo, Festival del Cabaret Siciliano, tanti artisti, bravi, bravissimi. Ma i finalisti dove sono? Effettivamente dovevano essere No, qui. erano dovevano essere qua, qui. è che forse la Proteste, ci sono sempre Che proteste. succede? Dappertutto, Aspetta, proteste dappertutto. Ruggero, presentati. Proteste dappertutto. Proteste. Anche nel mondo degli animali. Sì. Proteste anche lì. Sì. Perché arrivano l'elefante, la giraffa e la gallina e decidono di protestare anche loro. Vanno da San Pietro in paradiso per protestare. Non si piacevano. Perché non si piacevano? Arriva l'elefante, San Pietro lo vede arrivare. Ah, l'elefante, che piacere. Uno degli animali Che senso elefante che piacere? uno degli animali più belli del mondo. Che cosa ti serve? Ma come più belli del mondo? Come mi avete fatto a me? Così grosso, così brutto. Prendi gli altri animali con una silhouette, il ghepardo, vedi il bandera. A me così grosso, orecchie enormi, gli altri animali mi sfottono. Orecchiazzo! E poi con sta proposito, fatemi una riposizione, più strettino il naso. E allora San Pietro arrabbiato. Che schifo, che vergogna! Cosa stai dicendo? Tu sei uno degli animali più belli del creato, tu sei così grosso. Così i leoni non ti possono attaccare. Certo, Le orecchie così grandi ti servono per sentire a grandi distanze. Cacciatori così te la puoi scappare. Certo. E poi ci abbiamo studiato una vita. L'unico animale con la doccia incorporata certo, che puoi prendere gli oggetti e veramente. Allora l'elefante, ma loro sono un bell'animale. Assolutamente. Grazie San Pietro, se me lo condenti. Grazie. Ci arriva la giraffa. La giraffa. Mamma mia, la giraffa, uno degli animali più belli del mondo. Come mai sei qui? Dimmi. Ma come più belli? Ma San Pietro, come mi avete fatto a me? Con sto collo enorme, che quando mangio qualcosa magari mi fa blocca nella gola, avanti che mi cala con l'acqua e io rischio di morire ogni giorno. Ha ragione. Poi con gli occhi enormi, sai gli altri animali, nella foresta, nella giungla, negli occhi ci vanno gli insettini, a me i colombi, i baloni. Certo, ce l'ha grazie. E poi l'animale col pigiama, San Pietro. Ma chi devo far ridere? L'animale col pigiama. Ha ragione. Allora, San Pietro si prende di posizione. Che vergogna, che schifo. Tu sei uno degli animali più belli del creato. Sì. Solo così. Hai capito? Sei uno degli animali più belli del creato. Puoi arrivare alle foglie più in alto, le più prelibate. Gli altri animali non ce la fanno. Gli occhi enormi, così ti guardi a 360 gradi, i cacciatori a grandi distanze. E poi il manto, no pigiama ignorante, il manto ti serve per mimetizzarti nella giungla, nella foresta. Cioè, ma allora sono un bel animale. Come? Uno degli animali più... Grazie San Pietro, se ne va contento. Ha convinto anche la giraffa. Oh, San Pietro è bravo, È rimasta la gallina. Ciao! Un applauso alla gallina. L'animale più bello del mondo. San Pietro, per favore, con me poche chiacchiere. O mi stringi le uova o mi allori di culo. Io sto dicendo... Effettivamente è un problema per la gallina. Vieni qua, presentatevelo. Lorenzo è arrivato secondo classificato, Cabarettiamo 2 insieme anche a Michele. Sì, che oggi non c'è, di oggi non è andato a Londra a cercare Pensavo fosse andato a San Pietro. E ancora qua, bravo, grazie Lorenzo. Grazie ragazzi.
altri, ci fermiamo solo per un po', ma poi ritorniamo. Grande ospite questa sera, parliamo di cronaca, ma non solo, parliamo del libro che ha scritto. Intanto pochi secondi di pubblicità, accompagnati come sempre dalle telesiculine. Vi aspetto tutti.